Al via sabato i festeggiamenti del Redentore con l'apertura del ponte votivo alle 19, cui parteciperà, oltre al sindaco, le autorità civili e militari, il patriarca Moraglia, anche la presidente del Senato Casellati. L'isola della Giudecca, al bacino di San Marco, sarà il palcoscenico privilegiato per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio alle 23:30 e in terraferma ad Asseggiano, al centro sportivo di via Monte Cervino a Favaro, alla chiesa di Malcontenta e in piazza Zendrini a Pellestrina. Sul fronte sicurezza le disposizioni saranno quelle dell'anno scorso con qualche modifica. Con l'unica piccola aggiunta del divieto dello spray al peperoncino, perché sta diventando una moda i orari presenti agli eventi pubblici. Tutto il resto, il divieto del vetro, l'obbligo di non entrare nelle zone in cui si vedono i fuochi con bottiglie e con cose del genere, e poi le regole che ormai abbiamo sperimentato in questi anni per garantire al massimo la sicurezza. Quante forze di polizia in campo? Tante, nel senso che tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari della capitaneria, noi stiamo parlando di 1 migliaio di persone. I festeggiamenti continueranno domenica a partire dalle 16 con le regate dei giovanissimi e degli adulti su Pupparini a 2 remi e delle gondole a 2 remi. Alle 19 la messa solenne del Patriarca.